Ecco, questo era uno dei platani più grandi di Piazza Primo Maggio, caduto appunto con le tempeste di settembre, e inizialmente si era pensato il comune aveva pensato di distruggerlo, perché c'era anche la possibilità che avesse il cancro colorato del platano. Sono stati fatti dei sondaggi da parte dell'ERSA, è stato visto che non c'è il cancro del platano e quindi si è pensato di recuperare questo legno per dargli nuova vita. Quindi la ditta Tabula, che è specializzata nel recupero dei grandi alberi, preleverà questo legno la prossima settimana per farne delle tavole e anche delle opere artistiche, recuperando appunto un legno che invece avrebbe dovuto essere stato smaltito come legna da ardere o legna da brucio. Dal punto di vista nostro questo è assolutamente importante, anche perché questo evento ha permesso poi di recuperare non solo questo albero, ma anche tutti gli altri alberi ancora in piedi, quindi quelli di Piazza Primo Maggio, che diventeranno tutti monumentali. Abbiamo parlato con il sindaco e quindi anche con l'amministrazione del comune di Udine, e quindi come regione verranno inseriti all'interno dell'albo degli alberi monumentali. Dal punto di vista invece della Giant Trees Foundation questo è importante, perché potremo studiare appunto una sezione di rondella di questo albero e vedere effettivamente che cosa ci può raccontare, che cosa ci può insegnare un albero che sicuramente ha più di 150 anni.